buongiorno, ben ritrovati alla prima edizione del TG Flash di New Sicilia. Tra i momenti più emozionanti delle festività agatine c'è indubbiamente la Messa dell'Aurora. All'alba di oggi centinaia di fedeli hanno riabbracciato la patrona di Catania. Nell'omelia l'arcivescovo Luigi Renna ha ricordato Don Pino Puglisi, Rosario Livatino e non per ultimo Biagio Conte. La Santuzza inizia oggi il giro esterno della città, accolta da canti popolari e fedeli in preghiera. Il busto parte dalla cattedrale, attraversa Porta Uzeda per poi rientrare in mattinata in Piazza Duomo. Il neonato di 4 mesi deceduto insieme agli altri stranieri è annegato dopo essere caduto in mare da un barcone di migranti che è stato successivamente soccorso dalla Guardia Costiera a 42 miglia da Lampedusa nelle acque maltesi. Il piccolo è finito in acqua a causa della madre che lo teneva in braccio, che ha perso i sensi e si è spenta a bordo. Un altro migrante che inizialmente si pensava avesse cercato di salvare il bimbo in realtà è svenuto sul parapetto del barcone ed è caduto in mare. A chiarire l'ennesima tragedia del mare è stata la procura di Agrigento. Doppio lutto in Sicilia, si sono spenti nella giornata di ieri il pittore palermitano Guido Baragli e l'imprenditore Giuseppe Lucchesi di Pace del Mela. A ricordare Baragli è stato il sindaco La Galla. Diciamo addio a uno dei pittori palermitani più apprezzati in Italia e anche all'estero, un orgoglio e un simbolo della cultura della nostra città. Aveva 89 anni invece Giuseppe Lucchesi, l'imprenditore alla guida dell'azienda Celer Trasporti, leader internazionale nel trasporto gommato, che si è spento al Policlinico di Messina, per cui è stato proclamato oggi il lutto cittadino. È in chiusura il ritrovamento di un cadavere recuperato a 4 miglia dal porto di Palermo. Il corpo senza vita appartiene a un uomo e si trovava in mare da 20-30 giorni. La vittima era alta 1,66 m, presentava una cicatrice in corrispondenza del ginocchio sinistro e non aveva tatuaggi. Peraltro gli mancava parte dell'arcata dentale inferiore. Il cadavere è stato trasferito al Policlinico di Palermo per essere sottoposto ad ulteriori esami. Al momento del ritrovamento l'uomo indossava il pantalone di una muta e un giubbotto nero. Intorno al collo è stata trovata anche una cintura di salvataggio di colore arancione. Questa era l'ultima notizia. Il TG Flash ritorna con nuovi aggiornamenti a mezzogiorno. A più tardi.